Meglio tardi che mai. Allora, due grandi problemi, non si finirebbe mai di parlarne, anzi tre giustamente aggiungevate voi, sono burocrazia, fisco e giustizia. Giustizia vera, che purtroppo rallentano tutti i settori, poi se scendiamo arriviamo agli artigiani, ugualmente ne sono colpiti. Incominciamo a vedere fisco, che cosa c'è, cosa è stato fatto, secondo voi di positivo, cosa è cambiato, cosa c'è di nuovo e che cosa invece bisognerebbe fare, e se voi comunque come consorzio riuscite a interagire, a fare. Non so se vuole parlare lei, Presidente o Vicepresidente. Oddio, diciamo così, noi come consorzio su questo tema non è che possiamo intervenire, però a fianco delle associazioni stiamo, tra virgolette, premendo anche sulle associazioni per quanto possibile, perché continuino a svolgere il loro ruolo, che già stanno facendo, perché naturalmente insomma un sindacato come tale deve essere presente sui vari temi, lavoro, fiscale e quant'altro. Purtroppo mi viene da dire che insomma da molti anni a questa parte non è che se ne cavi un ragno dal buco, perché cioè non avete notato nessun miglioramento? Il livello fiscale lo vediamo tutti i giorni, la pressione sappiamo tutti quant'è, e oggi il socio occulto che abbiamo in azienda, ragazzi, ogni giorno ne dobbiamo fare i conti con lui, e purtroppo ogni giorno, al di là della... ma perché insomma se perlomeno ci fosse la pressione fiscale, ma avessimo tolto un po' di burocrazia a cui lei accennava prima, che ha dei costi, anche quella ha dei costi, ma se aggiungiamo questo alla burocrazia sempre maggior, sempre più opprimente, e naturalmente alla giustizia di cui accennavamo prima, cioè oggi è effettivamente duro fare impresa sotto tutti i punti di vista. Cos'è qual è la prima leva su che lei secondo lei sarebbe giusto intervenire? Ma seguendo quello che ha detto il Presidente adesso, già il fatto di voler fare la cultura sulla, diciamo così, sulla trasparenza dei nostri bilanci, dei bilanci diciamo, delle aziende, quindi mettere in ordine i conti, automaticamente noi abbiamo già lavorato a favore del fisco, nel senso che i numeri sono quelli che sono, non sono occulti, sono dei numeri reali, quindi già noi facciamo un'operazione di grande supporto proprio per cercare di distribuire con più equità diciamo, il reddito o le tasse che andiamo a pagare. Come diceva, conseguentemente a questo ragionamento, la fiscalità, cioè la burocrazia, dovrebbe sciogliersi, dovrebbe scendere, dovrebbe essere meno impedimenti diciamo, che non sono fruttuosi né per lo Stato ma soprattutto per l'economia reale. Quindi è qui il fattore proprio del politico che dovrebbe accorgersene e darci una mano, perché la struttura del Confartigianato e la nostra dei consorzi più di là non arriva. E la giustizia, di conseguenza, la giustizia che la vedo... Che cosa della giustizia non funziona? Stavo dicendo, vedo la cosa più, diciamo così, pesante, sono i tempi. I tempi è una cosa infinitamente impossibile stabilire un risultato di una richiesta di risarcimento. La causa civile non può durare 7 anni, 8. Non si può. Se io faccio causa a un cliente che non ha pagato, rischio di pagare soltanto dei costi senza avere nessun risultato. I tempi. La giustizia funziona, perché non si può dire che non funziona, ma i tempi sono dilatati in maniera e questo penalizza l'azienda. Penalizza, ma penalizza la società. Dobbiamo capire che non è l'artigiano che beneficia o è l'altro che perde. Siamo la società che sta perdendo, e la fiducia dei giovani che se ne vanno fuori dall'Italia è tutta questo insieme di mancanza di giustizia, certezza della pena. Ho detto prima una parola. Chiarissimo. Per quel che riguarda il fisco, sono stati presi dei provvedimenti che hanno agevolato le grandi realtà aziendali. Le aziende di un certo tipo, si poteva anche intuire dal tipo di governo che c'è, insomma, comprese sostanzialmente. le banche, naturalmente. Gli artigiani hanno avuto qualche piccolo beneficio, con qualche cambiamento, studi di settore che sono stati, cosa ravvede? Sì, è cosa recente che siamo stati eliminati gli studi di settore, però d'altra sono parte stati sostituiti. Brava, sostituiti da non so quante altre, prontuario, insomma cosa sono, 100, 120 mi sembra. Per cui si dice sono stati tolti, ma non si dice che cosa invece è subentrato, no? Questo quale attenzione lei si sente? Secondo me oggi fare impresa, come dicevamo prima, è dura a tutti i livelli, dal piccolo, dal micro al medio, grande e quant'altro. Però oggi, a mio avviso, il piccolo artigiano, il piccolo imprenditore
ogni mattina ha a che fare con 1000 adempimenti. Ci vorrebbe perlomeno un segnale di fiducia da parte del legislatore, perché oggi anche il piccolo imprenditore che ha 2, 3, 5, 10 dipendenti è soggetto quotidianamente a una caterva di eventi e di obbligazioni. Secondo me è importante che ci siano dei segnali di iniziare un percorso di alleggerimento di determinate questioni, perché se no non ne usciamo, perché se no piuttosto abbiamo anche conoscenti, qualcuno che dice boh, tireremo in barca, non faccio più, faccio meno possibile, galleggio finché posso in attesa di... Però questo non è la filosofia giusta e chiaramente no, tutto il sistema, diciamo così, ne soffre di questo. E allora, secondo me, al di là dei settori innovativi, di quant'altro, noi dobbiamo, per fortuna c'è stato un riscoprimento del manufatturiero, perché anni addietro il manufatturiero basta, dobbiamo concentrarci sui dovrebbe essere il fiore all'occhiello del nostro paese. Ma se manca il manufatturiero, chi fa servizi e chi li fa? Cioè, dobbiamo mantenere una certa realtà, perché dobbiamo lavorare per il nuovo che avanza e l'innovazione e quant'altro, ma dobbiamo cercare anche di supportare tutto il sistema produttivo che noi abbiamo oggi, e dobbiamo dare dei segnali che siano concreti perché questo possa, tra virgolette, arrivare in ufficio o sul posto di lavoro ogni mattina e dire bene, oggi facciamo qualcosa di nuovo o mettiamo un passo avanti l'altro. Assolutamente. Sono previsti contributi, agevolazioni di carattere regionale, europeo, qualcosa per chi intraprende oppure chi ha già in essere l'attività dell'artigiano in vari ambiti? Sì, ce ne sono tanti e sono modulati a seconda proprio dell'età, del sesso, diciamo, e dell'innovazione delle idee. Io credo che proprio... Sai che abbiamo un ufficio apposito? Esatto, siccome sono molto di difficile accesso, per cui sono sempre qualcosa di abbastanza... Sì, è così. Difatti volevo tornare un attimino indietro. Abbiamo fatto una panoramica della situazione generale e chiaramente abbiamo messo in luce le parti, quelle più negative. Però bisogna dire con tutta realtà e con tutta verità, a sostegno proprio dei giovani che potrebbero intraprendere attività, la situazione Confartigianato, come è la nostra poi, l'associazione, cioè diciamo, la struttura del credito, siamo con le porte aperte per sostenere tutte quelle difficoltà che noi abbiamo detto adesso, le abbiamo messe in luce, ma soprattutto per far capire a chi ha orecchie per intendere che certe cose potrebbero essere variate o modificate a beneficio. Noi siamo una struttura che diamo il supporto ed è proprio l'ufficio che abbiamo messo in piedi per aiutare e, diciamo, ottimizzare una scelta di finanziamento che può essere agevolato, può essere a fondo perduto, eccetera, per riuscire a canalizzare un'idea di un giovane di intraprendere un'attività cercando di aiutarsi e farsi aiutare dalla Regione, dallo Stato o dalla Comunità Europea. Questo lo abbiamo fatto, per cui mi rivolgo proprio ai giovani che hanno questo tipo di interesse o delle idee innovative, di non perdere, diciamo, la fiducia e l'entusiasmo in questo tipo di cose, ma di rivolgersi all'interno delle nostre strutture, perché è molto ben organizzata la struttura. Cioè c'è qualcuno che dà una mano, insomma, che dà una mano, che non si trovano persi a aprire le porte, come entrare in un qualcosa di cui non sanno cosa ne uscirà. Troveranno sicuramente una risposta. Questo è molto importante. L'importante anche qua, è giusto segnalarlo e ribadirlo, bisogna avere delle idee concrete di progetti validi, perché non basta mettere qualcosa sulla carta perché c'è il contributo o perché c'è la legge agevolata. Cioè, è richiesto l'impegno in prima persona di chi fa l'impresa e poi naturalmente deve, diciamo così, poter usufruire di questi aspetti agevolativi o contributi, ma l'idea deve essere solida, deve essere tangibile. Ci sono tante idee nuove in settori che vengono presentate oppure no? Siamo un po' latitanti. Mi viene in mente una cosa, giustamente diceva cosa si può fare, ma proprio anche della cosa dell'altro giorno, ho fatto una conferenza stampa a Treviso, proprio il nostro presidente di Confartigianato, Beniamino Sartor, suggeriva ad esempio per le start-up nuove rendere magari cioè i primi 2-3 anni renderli esenti da aspetti fiscali.
proprio perché sappiamo la mortalità delle nuove imprese che nell'arco del secondo o terzo anno sono soggette. Ma questa è un'iniziativa che può essere fatta a livello regionale oppure bisogna nazionale? Certo, basta sia sostenuta, effettivamente è un'idea che ha lanciato il Presidente e di conseguenza potrebbe essere sostenuta anche a livello regionale o nazionale e per tutte le nuove imprese, per chi con determinati criteri, 3 anni esenti da aspetti fiscali e quant'altro. Potrebbe essere un ottimo argomento, un buon punto di partenza. Assolutamente. Io vi ringrazio Presidente e Vicepresidente di essere stati qui con noi, grazie a lei. Quindi di aver dato delle informazioni, importantissimo non muoversi da soli, anche per gli artigiani ci sono appunto le associazioni di categoria e il Consorzio Veneto Garanzie dà un supporto anche finanziario, cosa importantissima, altrimenti da soli a volte si rischia e ci si può anche bruciare con i tempi che corrono e non è il caso di farlo. Grazie ancora, buon proseguimento e a voi a domani. Buona giornata. Buongiorno. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.